Per lei a livello personale Sì. è più forte la volontà o l'immaginazione? Ci vogliono entrambe, però probabilmente questa è difficile, è una domanda difficile, ci vogliono tutte e due. Ma se dovesse Devi sognare, no, scegliere- l'immaginazione, devi sognare, però poi una volta che l'hai sognato devi avere la forza di portarlo avanti, anche quando vedi che quel sogno si sta sfrantumando, anche quando lo vedi a pezzi per terra, lì ci vuole la volontà di inginocchiarti, prenderli quei pezzi e ricostruirlo ancora più bello. In Giappone hanno l'arte di riparare con l'oro, cioè quando le cose si rompono le rimettono assieme e le cuciono con l'oro e fanno qualcosa di ancora più bello. Quindi anche quando i sogni si spezzano e vengono infranti, l'importante poi è ripiegarsi con la schiena, abbassarsi, mettere insieme e farlo ancora più bello. Grazie, grazie. A voi.